Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene cari amici, andiamo avanti ancora nella carrellata dei sigilli salomonici del re Salomone. Quindi vediamo il genio, il 20° genio e spirito che si chiama Pulson. Che cos'è? Chi è Pulson? Pulson è un grande re. Il suo aspetto è attraente, come uomo appare con la faccia da leone che stringe una vipera spietata nella sua mano, seduto su un orso. Il suo arrivo è sempre preceduto da numerose trombettieri e suonanti. Le sue caratteristiche sono: conosce tutte le cose segrete, può scoprire i tesori e rilevare ciò che appartiene al passato, al presente e al futuro. Egli può prendere un corpo sia umano che aereo, quindi anche di un aereo, di un aereo, di un uccello, di un falco, di un'aquila e via dicendo. E risponde fedelmente a ogni domanda riguardante argomenti segreti e divini, come la creazione del mondo. È dotato, e qui è importante capirlo, è dotato di buoni familiari, e ne parlerò in altre pillole cosa sono i familiari, e sotto la sua giurisdizione risultano o prendono comandi da lui ben 22 legioni di spiriti, in parte dell'ordine delle virtù e in parte dell'ordine dei troni. Questo che vedete in sovrappressione è il marchio o sigillo o carattere di Pulson ed è, ricordiamoci, il 20° spirito di questa scala gerarchica che ha creato il re Salomone, a cui Dio ha dato questa possibilità di poter divulgare questi sigilli per poter dominarli. Questi sono sigilli della Goezia, ma chiaramente rispecchiano un po' la qualità e l'anima di chi li comanda e di chi li gestisce, e quindi è vero che sono di basso, diciamo, profilo o piano vibrazionale, ma sta sempre nell'operatore, nella qualità dell'anima dell'operatore e del mago che gestisce questo sigillo. Questo sigillo chiaramente può essere trasformato anche in un talismano con delle operazioni di alta magia operativa. Vi ricordo che la nostra Hildegarda è una specialista in questa direzione, in questo lavoro, e anche io me ne intendo un pochettino, quindi se volete dei talismani o anche detti sigilli, in questo caso qui, in queste direzioni, non potete fare altro che, se volete, contattarci liberamente. Vorrei dire anche un'altra cosa, che molti mi contattano sul numero del lavoro, e quindi è meglio che il numero del lavoro lo lasciate solamente se realmente avete bisogno di operazioni professionali. Se no, potete scrivere tranquillamente sotto, nella descrizione qui sotto nel tubo, se avete delle domande, oppure farle nei gruppi di Facebook o Telegram, che lì chiaramente la cosa è senza prezzo e gratuito. Grazie cari amici anche oggi di aver seguito il vostro Marietto Veneziano, e vi lascio qui in sovrappensione ancora il Pulson per vedere questo sigillo molto importante e tenuto segreto per tanti anni. Grazie, e se volete potete iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e seguirci nei canali e nei gruppi di Facebook, Twitter e Telegram. Grazie e alla prossima, ciao!